Buonasera a tutti, buonasera a tutti i presenti. Cominciamo la commissione, passiamo subito al primo punto all'ordine del giorno, che è l'illustrazione del protocollo d'intesa tra il Comune di Portogruaro e il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di potenziamento della rete idraulica minore del territorio. Abbiamo presente l'ingegnere Vincenzo Artico e l'ingegnere Grigoletto Erika, il nostro signor sindaco a cui passo subito la parola. Buonasera a tutti, mi sentite? Non si sente tanto. Allora, questo solo registra. Ah, perfetto, scusa. Adesso mi sentite, grazie. Allora, stasera valutiamo, come dicevamo anche in Consiglio Comunale, la proposta di protocollo d'intesa fra Comune di Portogruaro e il Consorzio di Bonifica per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di potenziamento della rete idraulica minore del territorio. È un progetto che parte da lontano perché parte dall'approvazione del piano delle acque, che è datato 17/11/2014, è redatto proprio dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, secondo un protocollo d'intesa del 2013, quindi 2 legislature fa. Su questo, che è il cappello generale, adesso entriamo nel vivo per volontà dei 22 comuni e della conferenza dei sindaci. Si è fatto un passo avanti, molto importante in questo senso, perché con la volontà di tutti i 22 comuni si passa all'operatività col piano attuativo. E quindi questo è il progetto di fattibilità, che è il primo passo per poter poi dimostrare che c'è la volontà non solo politica ma amministrativa, e quindi entrare proprio nel merito di poter avere anche il famoso finanziamento del PNRR. Questo finanziamento ha la necessità, se possiamo spegnere tutti i cellulari per favore, che così... Scusi signor Sindaco, i giornalisti non sono ammessi in questa commissione. Grazie. Può cancellare quello che ha fatto, Può grazie. cancellare, grazie. Scusate. Sì, dicevo che il progetto di fattibilità è rientrato nei parametri minimi che consentono di avere poi il finanziamento, e quindi questo è il primo gradino. È stato fatto una selezione delle criticità, dei punti più difficoltosi dal punto di vista idraulico e critici nel nostro comune, e su questo si è elencato una serie di posizioni. Su questo però c'è massima apertura, fermo restando che c'è un massimo di copertura finanziaria per il progetto di fattibilità. Tutto il resto è discutibile, ma nei limiti della rispondenza della criticità idraulica con quello che noi proponiamo, sul fatto di poter switchare tranquillamente anche nel prossimo mese un intervento con un altro. Questo lo diranno poi anche i tecnici, perché questo è quello che abbiamo metabolizzato e messo in atto. Però non possiamo chiedere facciamo un esempio, di chiudere un fosso se questo non dà un aumento e un miglioramento sulla criticità idraulica, perché altrimenti diventerebbe una progettazione che risolve altri problemi che non sono quelli idraulici. E quindi ovviamente alle nostre posizioni, alle nostre proposte ci deve essere dall'altra parte, e in questo caso i tecnici del Consorzio di Bonifica e i tecnici esterni che poi redigeranno questo progetto di fattibilità daranno la loro approvazione sulle nostre proposte, che magari di primo acchito sembrano rispondenti alle richieste del bando. Detto questo, io penso di aver fatto un cappello generale solo per introdurre. Adesso l'ingegner Artico e l'ingegner Grigoletto, che ringrazio della loro presenza, perché supportano ovviamente dal punto di vista tecnico tutte queste considerazioni,
Andiamo proprio nel merito dell'elenco, delle cose che secondo noi, in prima battuta con la Giunta e con il Consorzio Bonifica, abbiamo cercato di evidenziare. Però, ripeto, siamo aperti perché poi il discorso si farà con i progettisti anche nel mese di agosto, non abbiamo tempi tantissimo lunghi, ma lo vedremo poi con l'ingegner Artico, però disponibili anche a eventuali altre osservazioni o eventuali switch se ci fosse la possibilità. Grazie e passo la parola all'ingegner. Certo, all'ingegner Artico. Grazie Sindaco, ringrazio tutti. Faccio anche io una breve premessa prima di entrare nello specifico, e la premessa è che quest'ordine innanzitutto è notevole e significativo il fatto che la consulta dei sindaci sia partita con un'iniziativa condivisa tra tutti i sindaci, che è già un fatto degno di nota. Ricordo che questo territorio che segniamo è caratterizzato da una notevole fragilità idraulica, ha fatto un percorso nella redazione dei piani delle acque, che ricordo idea nata dopo l'alluvione del 2007, che per primo nelle province italiane ha trovato recepimento nel PTCP, per cui tutti i comuni sostanzialmente si sono dotati di questo strumento fondamentale che è il piano delle acque. Ricordo che il piano delle acque è una fase programmatoria. Questo passaggio, fatto di comune accordo con tutti i sindaci, è lo sviluppo successivo della fase programmatoria, cioè il primo passo della fase attuativa, il primo passo della fase progettuale. Perché il Consorzio si è proposto in questa grande sfida? Perché in realtà, se vediamo i numeri, è una sfida importante. Perché questo è il momento in cui bisogna sostanzialmente farsi trovare pronti per le potenziali sviluppi che ci saranno nel prossimo futuro. Prossimo futuro significa realmente nei prossimi mesi. Per questo il Consorzio ha raggiunto questi protocolli d'intesa, il bando è già stato pubblicato, il bando del servizio di progettazione per la redazione dei vari progetti di fattibilità tecnico-economica. Ricordo che l'importo è di a base di gara 586.000 euro circa, quindi 700, Non prenda paura. oltre 700.000 euro di progettazione con un monte opere oltre i 100 milioni. Nel caso specifico, per il comune di Portogruaro, sono state individuate le opere principali dal punto di vista della risposta alle problematiche idrauliche individuate del piano delle acque, quindi è una fase attuativa di quanto già programmato. Sulla redazione del bando sono state inserite tutta una serie di clausole che permettono la massima flessibilità, quindi sia nella fase prodromica della contrattualizzazione. Proviamo a cambiare. Prova a muovermi il mouse che ha perso il segnale. Quindi sia nella fase precontrattuale che anche nella fase di sviluppo del progetto è previsto che possano essere fatti gli adeguamenti che si renderanno necessari, ovviamente fatto salvi gli importi complessivi del contratto che andremo a fare. Adesso io passerei alla presentazione degli interventi che abbiamo individuato con le premesse che sono già state fatte. E le premesse sono due: gli interventi devono essere volti a risolvere problematiche idrauliche. Fatta questa premessa possiamo discutere quelli che l'amministrazione ritiene siano prioritari, perché il piano delle acque ovviamente prevede una serie di interventi, molti interventi, e non tutti potranno trovare, sviluppo in fase progettuale. Adesso cambiamo batteria. Lascio all'ingegnere Grigoletto che vi fa un'illustrazione complessiva
degli interventi, poi magari apriamo la discussione nel merito. Grazie. Ma c'è una proiezione? Sì, era attiva fino a qualche minuto fa, si è spento il proiettore. È andato in stand-by, credo. Sì, grazie. Riesce per caso a... Sì, vabbè. Dove? Qua? Ah, sì. Allora, buonasera a tutti, sono l'ingegnere Grigoletto del Consorzio. Ho già avuto l'onore, diciamo, di stare circa su questa sedia nel 2014, quando il Comune di Portogruaro, insieme al Consorzio di Bonifica, ha sviluppato questo studio. Come ha citato l'ingegnere Artico, che per chi non lo conoscesse, insomma, è il direttore tecnico del Consorzio. Con questo studio, previsto, diciamo, obbligatoriamente dal PTCP di Venezia, il vostro comune ha cercato di approfittare per mettere finalmente su carta sia lo stato di fatto delle vostre reti minori, quindi non parliamo di Lemene e non parliamo di Reghena, ma parliamo di corsi d'acqua locali che drenano l'acqua che piove qui, siano essi corsi d'acqua consortili, fossati privati o pubblici e le reti urbane. Questo è il focus su cui ci siamo concentrati quando abbiamo fatto il piano delle acque nel 2014, perché questo è l'oggetto previsto dal PTCP. Abbiamo lavorato insieme, sono state individuate le principali criticità. Chiaramente non sono tutte criticità al pari livello di gravità, diciamo. Io, se siete d'accordo, approfitterei di questa sera per riproporre i 4 ambiti che sono stati studiati nel 2014, perché magari non tutti di voi, non tutte le persone qui presenti hanno partecipato nel 2014, e poi per mostrare anche cosa è successo pochi giorni dopo la data di adozione del vostro piano, e cioè il 12 novembre 2014, che è una data che sono sicura molti di voi ricorderanno, perché in quella data il vostro comune è stato colpito da un evento meteo molto intenso, proprio del tipo che interessa le reti locali, perché ha piovuto qui, non ha piovuto nell'alto bacino dell'Emene. E approfitterei dell'occasione di questa sera per rimostrare le stesse immagini che abbiamo visto insieme nel 2014, in modo da fare, dovessimo rivedere le scelte che sono state abbozzate adesso per la predisposizione di questo studio di fattibilità, in modo da fare delle scelte avendo ben presente come si comporta la vostra rete. Cerco di andare molto veloce, resto chiaramente insieme ai colleghi e all'ingegnere Artico presente questa sera a disposizione per qualsiasi tipo di approfondimento, quindi non prendetela come una voglia di correr via, ma penso sia necessario essere brevi. Allora, ho riportato qui solo due immagini relative all'iniziativa che ha citato prima sia il sindaco sia l'ingegnere Artico, che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le ripropongo solo per fare una puntualizzazione. Quello che noi sviluppiamo adesso è un progetto di fattibilità. Sapete che nei lavori pubblici si fa prima la fattibilità, poi il progetto definitivo, poi l'esecutivo, poi si appaltano i lavori. Quindi è lo step 1. Bene. È importante che teniamo presente che nessuno ci ha dato la garanzia che noi accederemo a iniziative di finanziamento per i lavori da parte dello Stato. Di sicuro però abbiamo un punto. Senza avere in mano una progettazione non possiamo neanche candidarci. Ci tengo a precisare questa cosa perché la partita, diciamo, del fare in modo che queste opere, una volta progettate nel livello 1, vengano finanziate, è una partita che dobbiamo correre insieme, e l'iniziativa che ho citato prima l'ingegnere Artico di far squadra di tutti i comuni del Veneto orientale, quindi siamo una trentina, è sicuramente un'iniziativa che per le pregresse esperienze che abbiamo va a favore della riuscita, però è bene che sappiamo che è tutta da giocare questa partita.
Di certo senza progetto non possiamo neanche cominciare. E a fronte di questa possibilità, i comuni del Veneto orientale hanno proposto di passare da piani delle acque a progetti step 1, quindi progetti di fattibilità tecnico-economica. Chiaramente, rispetto a tutti gli interventi previsti da tutti i piani, ogni comune ha fatto una cernita e ha pensato di scegliere in accordo con noi, chiaramente quelli che non fossero già stati oggetto di altre progettazioni, questo è scontato, ma poi quelli che fossero ritenuti più attuabili. Per il vostro comune gli interventi che sono stati per ora individuati sono questi. Allora, li cito rapidamente, poi li vediamo su una cartografia. Numero 1, il bacino Busatte, che praticamente corrisponde con la zona della Coop, Canale dei Sigari e zone vicine, sia da un lato sia dall'altro di Viale Trieste. Numero 2, bacino Palunuovo. Scusate se noi parliamo di bacini, ma per noi chiaramente il vostro territorio non è diviso in vie, ma è diviso in bacini idraulici. Bacino Palunuovo, quindi siamo nella zona di Viale Treviso, Via Arno, Via Po, in quelle zone. Terza zona, ambito del Volpare, per dirla in termini di vie siamo su Via Colombo, zona vicina alla ferrovia. Zona numero 4, Summaga, perché avevamo riscontrato una criticità legata soprattutto a fossati minori. In nessuno di questi casi lavoriamo su grandi fiumi, come è normale che sia, per competenza, per scopo e perché questo è un programma comunale. Va bene? Il totale degli interventi fa circa 3 milioni di euro. Come abbiamo fatto a stimarlo? È stato stimato senza poter fare un progetto quella volta. Quindi, per citarne una, se ci sono sottoservizi o complicazioni, in questa fase non è ancora emerso. Pertanto abbiamo potuto fare sulla base di lavori simili una stima un tot a metro. È questo il motivo per cui adesso bisogna passare alla fase di progettazione ed è questo il motivo per cui, vi confesso, non faremo un incarico di progettazione light, passatemi il termine, ma sarà una progettazione dal punto di vista tecnico un po' più robusta. Quindi ad esempio ci saranno tutte le verifiche sui sottoservizi, cosa che di solito si fa quando si va verso i progetti definitivi, quindi si è in una fase un po' successiva. Per essere sicuri che sia fattibile approfondiremo un po' di più questa fase tecnica. Il totale dell'importo comunque vedete che fa circa 3 milioni di euro di lavori. Su questo importo, secondo decreti ministeriali che non sto qui a citare e secondo regole ben esplicitate dalla norma, si calcola quant'è la parcella per il professionista che fa il progetto. La parcella per il professionista che fa il progetto su un intervento, un totale intervento di 3 milioni di euro, è stimabile in circa 44.000 euro di progettazione. Questo è l'importo che il vostro comune ha visto, perché ci siamo scambiati dei documenti, che noi, tra l'altro su internet, quindi tutti voi lo potete vedere dal nostro sito, è l'importo che i professionisti vedono adesso a base d'asta, come si dice, per fare una propria offerta per partecipare al nostro bando di gara. Preciso, giusto per avere qualche cifra in mente, che il vostro comune dà un contributo per avere questa progettazione, o darà, o ha immaginato in futuro di poter dare, insomma trovate voi la formula più corretta, che è stato stimato in 35.000 euro. Vengono messi a base di gara invece 44.000 euro più IVA più oneri, per un totale mi sembra faccia 56.000 euro. Bene, i 4 ambiti che sono stati studiati sono quelli che vi ho citato prima, quindi passo veloce. Chiaramente sono stati fatti già dei rilievi quando abbiamo fatto il piano, ma su questo non vado a approfondire, qui siamo dai fratti per chi non l'ha riconosciuto. Cosa è stato fatto quella volta? La cernita soprattutto sulle reti urbane, perché se sulle reti a cielo aperto lo stato di fatto era abbastanza chiaro, sulle reti urbane devo dire un po' meno, quindi a partire dalla mappatura dell'ente gestore, delle fognature, con il loro aiuto ci ha dovuto anche tanto aiutare il comune. Adesso, giusto per dire che se riconoscete questa pena qui era addirittura un mezzo del comune, perché in alcuni casi già trovare il chiusino è stata un'impresa, insomma. Comunque non ripercorriamo tutti i passaggi fatti, arriviamo direttamente alla soluzione progettuale. Allora, per il bacino che noi chiamiamo Busatte, sono 4 distinti focus, questa è la zona della Coop per capirci. L'intervento proposto prevede sia di potenziare il, dico famoso perché è famoso per noi, non so se lo sia anche per voi, Canale dei Sigari,
che era un vecchio canale di bonifica, poi tombinato, poi diventato l'asse portante della fognatura mista, allora, ora quasi separata, della zona, prevede di intervenire su quell'asse lì, ma prevede anche, non entro adesso nei dettagli, di realizzare delle laminazioni sui tratti di canali che invece sono rimasti a cielo aperto. Questo perché dobbiamo sempre fare progettazioni che guardino all'idraulica nel suo complesso. È inutile che miriamo a scaricare tanto se poi, come tutti sappiamo, il ricettore finale di questo bacino qui è il San Giacomo, che più giù in via Zecchina addirittura tracima. Quindi abbiamo cercato già in quella fase di piano di fare un progetto, diciamo, equilibrato. Quindi dove si allagano scarichiamo di più e veloce, dove si può trattenere un po' cerchiamo di trattenere. Non entro nei dettagli, ma passo all'intervento numero 2, che sicuramente è dal punto di vista economico meno importante rispetto al primo, anzi il primo che vi ho citato, scusate non l'ho detto ma ci tengo a approfondire, interviene sia sul canale dei Sigari di tombinamento ma anche sulle fognature comunali di via Sardegna e limitrofe. Questo perché praticamente è stato verificato e direi che ormai è conclamato che le criticità di questa zona dipendono da sottodimensionamento delle reti urbane. Adesso che intraprendiamo sicuramente questa soluzione? No, è l'obiettivo della progettazione, vedere se ci sono alternative. Però il punto fermo che possiamo dare per scontato è che se dobbiamo mettere tutta l'acqua che piove nelle condotte che ci sono, allora sono troppo piccole. Passo all'intervento della zona di Via Colombo. Allora questa è praticamente la stazione della ferrovia. Sapete che qui sulle vie appena dietro ci sono delle criticità di un ordine di grandezza insomma molto minore rispetto a quelle che ho citato prima, che invece allagano interi quartieri. Qui c'è qualche criticità locale legata al fatto che ci sono praticamente tra i vari problemi addirittura dei fossati di campagna che invece di arrivare direttamente al canale devono immettersi nella fognatura per poi arrivare al canale. Insomma c'è un po' di riordino da fare. Si tratta di interventi sia sulle reti a cielo aperto sia qualcosa sulle reti che sono già in condotta. Passo all'intervento numero 3, che invece interessa via Arno e via Po. Qua, questo è lo stadio, quindi siamo nella zona dei Frati. Qui non abbiamo registrato, almeno fino al 2014, criticità idrauliche di gravità paragonabile a quelle che vi ho citato per prime, quindi del bacino Busate, zona dei Sigari e della Coop, però diciamo da una verifica si dimostrano essere delle reti ancora sottodimensionate rispetto ad eventi estremi. Pertanto quando abbiamo fatto il piano avevamo pensato di potenziare queste linee. Ultimo intervento dei 4, quindi i focus sono 4, è la zona la frazione di Summaga. Anche qui abbiamo dei problemi legati principalmente alle reti minori e si rende necessario degli interventi di risezionamento di fossati minori, anche eventualmente individuando delle aree di laminazione. Io con questo vi ho molto rapidamente descritto i 4 interventi, la cui somma stimata dell'importo lavori fa 3 milioni circa. Ci tengo, prima di chiudere, a mostrarvi qualche foto e qualche immagine di quello che è successo nel novembre 2014, perché secondo me, se non altro perché è successo proprio mentre stavamo chiudendo il piano, è bene che tutti facciamo qualsiasi valutazione avendo presente come si comporta la vostra rete. Allora è stato, questa è un'immagine del radar, è stato un evento che ha colpito in modo particolare la porzione centro-est di Portogruaro. Chiaramente questa scala cromatica va con un semaforo, quindi verde piove poco, giallo medio, rosso sta piovendo tanto. Noi la misuriamo sulla nostra sede del consorzio che è qui, ed erano 73 mm caduti in 2 ore. Nella zona rossa, quindi proprio dalla Coop, e anche più su, quindi al Fossalato, ha piovuto ben di più. Abbiamo stime che anche superano i 100 mm nelle 2 ore. Queste che vedete evidenziate in rosso sono le zone che quella volta si sono allagate, quindi sia la zona del Fossalato sia la zona della Coop. Ma la cosa un po' strana è che non sono stati colpiti solo i bacini locali, diciamo, quindi la zona del centro di Portogruaro, ma si sono notevolmente caricati i bacini
come ad esempio questo giallo, vedete questo nero è il confine del vostro comune, questo in blu è il canale San Giacomo, questa indicata in giallo è tutta la zona che in qualche modo afferisce al canale San Giacomo. Sostanzialmente, essendo piovuto molto in questa parte alta, è successo che il canale San Giacomo, insieme a tutti i canali adesso collegati, nei tratti in cui è debolmente arginato o proprio arginato verso via Zecchina, ha mostrato delle tracemazioni. Ci tengo a mostrarvi dove sono avvenute. E nello specifico vedete che questo è il canale Ronchi esterno, qui c'è la tangenziale, la ferrovia, con quelle zone rimaste un po' libere tra tangenziale e ferrovia che voi avete presente. È tracimato il cosiddetto Ronchi esterno a monte della tangenziale ed è tracimato nel suo collegamento al San Giacomo a valle della tangenziale. Preciso questo perché mi ricordo che durante l'evento sembrava quasi che fosse stata la tangenziale ad aver bloccato l'acqua, e premesso che qualche fenomeno locale può anche essere successo, però mi sento di dire che se tracemava sia a monte sia a valle voleva dire che avevamo proprio più portata in gioco rispetto a quella che quel canale può gestire. Non l'ho detto, ma l'ho dato un po' per scontato, non si tratta di un canale che va verso l'impianto idrovoro, ma di un canale che riceve gli impianti idrovori, ok? Quindi il fatto che sia tracimato valorizza la scelta che vi ho accennato prima, quella del possiamo continuare a potenziare i pompaggi, però attenzione ai corsi d'acqua verso cui pompiamo. Vi mostro qualche foto, qui è la zona di via Pirandello in cui è tracimato il San Giacomo, tutte le zone segnate in blu sono quelle che hanno subito un allagamento, non serve che vi evidenzi che è tutta blu la zona della COP e via Sardegna, quindi questo secondo il nostro punto di vista è la conferma della necessità di intervenire sul potenziamento di questo bacino. Abbiamo registrato anche qualche allagamento su via Po e via Arno, anche se non della stessa gravità che abbiamo registrato nella zona della COP, qualche allagamento anche nelle zone verdi. Queste sono le chiaviche, se ve le ricordate, che sono vicino alla ferrovia e sono quelle che regolano quanta acqua va nel Ronchi esterno, quanta va verso il San Giacomo. Ecco, tenete presente che nel momento di piena, mentre giustamente ricevevamo tutte le telefonate da quelli che abitavano lungo Ronchi esterno che chiedevano di mandarle al San Giacomo e da quelli che abitavano lungo San Giacomo che chiedevano di limitare la portata per mandarle al Ronchi esterno, ma questo è giustamente il nostro lavoro, vi faccio presente che in questo momento praticamente c'è la tracimazione del manufatto. Questa è dal nostro punto di vista la foto che simboleggia il fatto che l'evento era nettamente sovradimensionato rispetto alle opere che sono presenti sul territorio. Vi mostro questa foto dell'area di laminazione della tangenziale perché il piano delle acque di Porto Gruaro approvato nel 2014 tra gli interventi ne prevede uno che io non ho citato perché non abbiamo inserito in questo stralcio che andiamo a progettare, ed è lo sfruttamento di quella zona che è rimasta praticamente, non dico abbandonata perché è una parola sbagliata, però inutilizzata, compresa tra la nuova tangenziale e la ferrovia. Il vostro piano prevederebbe di provare ad avviare gli accordi per utilizzarla come laminazione. Questo lo dico perché dopo che è successo questo evento, diciamo, è emersa con maggiore evidenza la necessità di laminare le portate, anche se era già una tendenza che conoscevamo. Questa era la nuova tangenziale, nel 2014 non era neanche tanto che era stata fatta, diciamo, e si trovava in questo stato qui. Questa è via Zecchina perché era tracimato. Questa situazione che abbiamo schematizzato con questo disegno è quella che ha riguardato in quell'occasione praticamente tutte le reti urbane del vostro comune. Questo è quello che succede, diciamo, quando la condotta è sottodimensionata. Praticamente questi rappresentano i pozzetti, queste linee verticali, questo è il piano stradale. Succede che praticamente se voi apriste il pozzetto vedreste salire la fontanella d'acqua lungo il cammino del pozzetto e potenzialmente anche fuori dal livello stradale. Io con questo ho finito, tengo sempre quando vengo a Porto Gruaro questa immagine per chiudere che mostra che in realtà è sicuramente cambiato il modo di piovere, ma è sicuramente altrettanto cambiata Porto Gruaro come del resto tutti i comuni. Mi riprometto sempre di aggiornarla perché questa immagine è del 2006, la seconda,
mentre la prima è del 54, devo sempre portare al 2021 e ogni volta mi trovo che non ho fatto in tempo a fare quella nuova, però insomma basta che diate un'occhiata alle vostre immagini satellitari per rendervi conto che Portogruaro, come tutte le città, almeno posso dire del Veneto, ha fortemente aumentato il proprio livello di impermeabilizzazione e quindi se possiamo dire che piove di più dobbiamo anche ricordarci che è cambiato il modo in cui il nostro territorio risponde. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento, ma non vorrei allungarmi più di così perché già mi sa che siamo andati fuori tempo. Grazie. Sì. Qualche domanda? L'avevo spento quando avevo finito. Eccoci. Qualche richiesta, qualche domanda? Prego. Sì, buonasera. Io vorrei far notare una cosa. Premetto che lavoro nell'agricoltura e ho molto a che fare con le zone agricole e di conseguenza passo spesso a trovare le mie aziende. Quello che noto sono le osservazioni che mi fanno. Allora, al di là del progetto bellissimo che lo state attuando e mi fa piacere che prendiate in zona, soprattutto la zona Ronchi, perché come dicevo lei nel 2014 abbiamo problemi e finora non è stato fatto niente, però ripeto, io sono convinta che il consorzio bonifica possa fare molto di più, nel senso che è nato per soprattutto irrigare i campi e per dare un aiuto alle attività, ovviamente, e anche per tutelare giustamente tutti i pericoli che ci possono stare nelle condizioni. Quello che io noto negli ultimi anni è proprio la mancanza di pulizia all'interno dei fossi di irrigazione del consorzio bonifica all'interno dei campi e non solo, anche all'interno della città. Quindi io penso che se uno comincia a pulire di più i fossi, a tenere più pulite tutte le zone che possono dare problemi, già quello darebbe una mano. Va benissimo i progetti nuovi, questi vanno bene, ma ricordiamoci che l'area della zona di bonifica è una zona che appunto è stata ampliata, indubbiamente, ma che richiede molta attenzione. Vi faccio un esempio contrario: durante la siccità che ancora purtroppo perdura nella nostra zona, ci sono delle zone in cui l'acqua ancora non arriva. Faccio notare questo perché purtroppo c'è il pericolo dell'inondazione per troppa pioggia, ma c'è anche il problema contrario. Cioè noi abbiamo delle zone in cui l'acqua nei canali non c'è e siamo costretti a chiedere molte volte al consorzio bonifica aprite, perché purtroppo se blocchiamo il lavoro dell'agricoltura, se blocchiamo il fatto di irrigare i campi, purtroppo è una conseguenza, questa cosa va comunque, non solo nel giorno, ma va più avanti, cioè non tuteliamo quello per cui il consorzio bonifica è nato. Allora, ripeto, ci sono dei problemi che vanno contingentati, bisogna controllarli. Direi che il progetto che ho visto e che ho seguito con molto piacere, direi che è veramente una bellissima conoscenza della zona per quanto riguarda Portogruaro, la via Ronchi e tutte le zone che hanno delle indubbiamente criticità molto forti, che non solo via Ronchi ma anche a Sumaga, ho visto che ci sono zone veramente che hanno problematiche. Però ripeto, va benissimo il progetto, però cerchiamo di tutelare soprattutto quello che ha di fuori, perché le attività agricole in questo caso ne risolvono molto della mancanza di acqua e soprattutto, ripeto, del poco pulizia che c'è proprio all'interno dei fossi. Quindi io credo che questa sia una cosa in più che va fatta e a incrementare ovviamente il lavoro efficiente con il progetto bellissimo che vedo state presentando. Io credo che insomma con un progetto come questo sarà difficile non riuscire a entrare, perché veramente è voi provate, che è il vostro giustamente, se uno non prova non può fare niente, cioè non può dire non ci sono riuscito, ma se non provi giustamente bisogna provarci. Però ripeto, mi sta a cuore e penso che ci sono altri come me che all'interno dell'agricoltura conoscono quale sia anche il problema, quindi dico, l'attività del settore primario dell'agricoltura secondo me ha bisogno di un occhio più individuato. Grazie infinito.
Sì, visto che è stato citato più volte il consorzio, volevo inquadrare cosa è il consorzio e cosa fa il consorzio. Allora, il consorzio nasce per gestire delle opere che sono state date in delegazione amministrativa, cioè le opere esistenti e le nuove opere devono trovare finanziamento da altri enti pubblici, enti comuni, regioni, Stato, Comunità Europea. Il consorzio con le proprie risorse, che sono quelle che pagano i consorziati, è preposto alla manutenzione. Okay? Il consorzio è il massimo esempio di delegazione amministrativa, perché addirittura il consorzio con i soldi che pagano i consorziati effettua gli interventi sui bacini specifici. Gli amministratori definiscono in base alle risorse che pagano i consorziati gli interventi da fare su ogni bacino. Quindi quando citiamo più manutenzione e meno manutenzione, innanzitutto il consorzio è estremamente trasparente, dove si fanno gli interventi sono monitorati, i mezzi hanno il GPS, si vede dove si passa. Per aumentare la manutenzione va aumentata la contribuenza, quindi non c'è altra modalità. E per quanto riguarda l'irrigazione, concordo che l'irrigazione è una strategia anche nel medio termine fondamentale. Per fare prodotti di qualità serve acqua di qualità, aggiungo. Per questo il consorzio ha concorso a tutti i bandi nazionali, infatti col piano irrigo nazionale dello scorso anno sta facendo notevoli opere nel territorio. Quando si apriranno le possibilità concorreremo, però ricordo che le opere idrauliche a cui accennava per estendere le zone devono trovare finanziamento dallo Stato, quindi il consorzio non finanzia nuove opere, non può finanziare nuove opere. Altre domande, altre richieste? Concediamo di tenere. Perfetto. Grazie Presidente, io approfitto dell'intervento a uno del consorzio per capire una cosa. Quello che abbiamo visto qui sono tutte quante opere che sono dettate da necessità che si sono accumulate nel tempo a fronte di eventi che sono succeduti. E si riesce anche ad avere anche una prospettiva di prevenzione con le stesse opere o con opere aggiuntive. Mi spiego meglio. Questi sono a coprire delle necessità che si sono manifestate con l'evento. È possibile avere anche una proiezione delle opere che sarebbero necessarie per cercare di evitare eventi simili? Allora, e poi aggiungo, per quanto riguarda il discorso della irrigazione, credo che sia una necessità reciproca per entrambe le cose, perché lo stesso canale può fare da sfumatore e anche da irrigazione, a seconda della necessità. Un esempio ce l'ho, che ce l'ho davanti a casa. sì. Grazie. Grazie. Allora, per quanto riguarda l'irrigazione è così, nel senso che svolgono la funzione duale, quindi sgrondolo delle acque e anche aste per vettoriare le acque per l'irrigazione. Per quanto riguarda la prevenzione, è da evidenziare che il lavoro fatto nel piano delle acque ha tenuto conto di tutta la rete, cioè la rete di sgrondolo delle acque meteoriche, la fognatura urbana e la fossolazione. L'idraulica lavora con tempi di ritorno, quindi sono state fatte delle simulazioni idrauliche con determinati tempi di ritorno. Quindi questa è la massima espressione della programmazione e di tener conto di altri eventi, perché è una valutazione dal punto di vista probabilistico, quindi è stata analizzata tutta la rete, non è che noi guardiamo quel tratto perché c'è stato l'evento del 2014, abbiamo guardato tutta la rete e per tutta la rete è stata fatta la modellazione idraulica. Aggiungo una domanda. Fra le cose che nel tempo sono state evidenziate al consorzio, c'erano delle opere tipo anche il turbinamento di qualche canale per far spazio a strade o incroci del genere.
Queste verranno tenute in considerazione in maniera diversa o come si fa? Allora, il consorzio si occupa di garantire la sicurezza idraulica dei territori, oltre all'irrigazione, quindi scopo precipuo è fare la verifica sulla sicurezza idraulica. Questo è quello che fa il consorzio. Le altre sono programmazioni che non rientrano all'interno dell'attività del consorzio. Il consorzio ha preso il piano delle acque, che è Legacy o piano regolatore delle acque, Legacy sicurezza idraulica, e l'ha trasmutata in opere per ricercare i fondi. E in realtà il consorzio da questo punto di vista è già andato oltre alcuni scopi, perché c'è questo avvicinamento con le amministrazioni locali. Le amministrazioni locali lavorano in sinergia perché per ottenere i fondi bisogna che entrambi andiamo nella stessa direzione, quindi è fondamentale questo. Intanto ringrazio il Presidente e i rappresentanti del Consorzio di Bonifica. Prima considerazione, io credo che questo territorio è molto fortunato in riferimento alla struttura del Consorzio di Bonifica. Io ho avuto modo di costruire assieme al Consorzio del piano delle acque nel suo tempo, ci abbiamo ragionato parecchio, abbiamo definito delle priorità. Sono stati fatti parecchi protocolli d'intesa che sono la base per poter poi affrontare i problemi. Devo anche dire, come giustamente mi ricordo Artico, Vincenzo. ha detto Artico, il consorzio come sua funzione è quella di mantenere il territorio attraverso la contribuzione in contributi regionali. Il consorzio si mette a disposizione dei comuni per poter risolvere, perché ne ha la capacità, l'esperienza e la conoscenza dei comuni per poter risolvere i problemi idrogeologici. Ha fatto parecchi interventi negli ultimi 10 anni, ha una visione complessiva delle necessità e devo dire che l'unica possibilità per risolvere i problemi di questo territorio sono quelli di rapportarsi con cognizione in causa al consorzio stesso. Come ci si rapporta? Ci si rapporta con le relazioni, e sono sempre determinanti e importanti, ci si rapporta attraverso, accordi di programma, di condivisione delle urgenze, di compartecipare ai progetti. Perché se non c'è, la base principale, il progetto preliminare. Quindi il progetto preliminare non lo può fare il consorzio, lo fa in termini generali, però poi sui interventi lo deve compartecipare al comune. Non dico totalmente, ma almeno parzialmente. Nel momento in cui si fa un progetto preliminare bisogna prevedere alcune risorse da mettere a disposizione per poter realizzare gli interventi, perché nella scala di priorità del consorzio, attraverso anche i contributi regionali e statali, passa attraverso una compartecipazione da parte del comune. Io credo che questa operazione negli ultimi anni non sia fatta nella maniera che io ritengo sia quella più ottimale, quella di definire le priorità, le esigenze del consorzio, definire quel consorzio cosa fare e in che modo farlo, quali sono i canali di finanziamento e così via. Allora, noi stasera ci viene presentato gli interventi che si sono potuti mettere in convenzione in un accordo con il comune di Bacino, dove ogni comune ha messo a disposizione una certa quota. Nell'ultimo consiglio comunale, il comune di Portogallo ha messo a disposizione 35.000 euro per la progettazione. Non tutti i comuni hanno
sia nella passata amministrazione sia in quella attuale. Perché il problema, il lavoro che sta facendo il consorzio non è solo questo, perché per esempio il consorzio, non so se è già riuscito o si sta muovendo con i contributi del MIT, dove peraltro qui non se ne parla, ma è previsto anche la soluzione del problema dell'ipotesi, per fare un esempio, e che qui sembra che tutto sia normale, non è così. Dovremmo avere un quadro più generale, non solo di questa convenzione, ma anche cosa non è previsto da questa convenzione e dove si sta cercando di lavorare. Ricordo una volta per tutte, ci giriamo sempre attorno e si scaricano le responsabilità. Se il Comune avesse colto con sufficiente attenzione e intuito la necessità di risolvere il problema di Pradipozzo, per esempio, al di là di dire delle cose parzialmente per l'informazione che ho io e per la casualità dei contributi che la Regione aveva dato per questa maglia, cosa ha fatto il consorzio? Ha utilizzato i soldi per quei progetti, per quelle soluzioni che erano già presenti nel consorzio, quindi mi pare che è dovuto attuarlo, è dovuto a concordia di questo genere. Per quanto mia conoscenza, se ci fosse stato un progetto preliminare da parte del Comune, se ci fosse stato un accordo con il consorzio di bonifica, è probabile che anche quell'intervento sarebbe già stato realizzato. Queste sono informazioni che chi continua a dire e testimonia che questo problema non era praticabile non dice le cose come stanno. Se si riporta il fatto che l'intervento sul Pradipozzo, scusate se vado in foglio, era collegato al fatto di una convenzione con l'autonomia elettrica che nel caso di impasso d'asta avrebbe utilizzato le risorse per poter fare l'intervento, questa è metà verità, fatta una parziale verità che è da 30 anni, ma se ci fosse stato un rapporto corretto, istituzionalmente corretto, non a livello personale, è probabile che noi il problema non lo avremmo già risolto, così come è probabile che avremmo già risolto il problema, tanto per dire, di Sardegna, quel tratto che deve essere chiamato dalla Beata Maria Vergine fino alla Coppa, tanto per dire un altro modo. E questa cosa non si approfondisce in maniera sufficiente. Magari si preferisce scrivere una lettera al sindaco per risolvere i problemi del coordinamento di via Storta. Io dico, se c'è una maggioranza, voglio dire che i componenti della maggioranza dialogano col sindaco, sono in maggioranza se bisogna scrivere una lettera al sindaco, tanto per essere chiaro. Sapendo che risolvere il problema è strumentale, sapendo che bisogna risolvere il problema, per risolvere il problema le risorse le deve del comune, non è che il consorzio di bonifica fa, vuol dire, combina via la storta 3x2 con 2 milioni di euro. Quando? 5 per 3. Ecco, 5 per 3. Siccome i consigli hanno detto 3 per 2 bene. Siccome io ho grande rispetto, perché ci siamo conosciuti per quello che voi dite, il problema è delle risorse del comune, non c'è altra strada. Così come altri problemi che sono presenti sul territorio. Io quindi invito il sindaco a arrivare in questa condizione, è ovvio che la sottoscritta va fatta e va avanti, ma credo che dobbiamo avere anche una visione più completa degli interventi e delle necessità del nostro territorio, definendo anche per esempio, guardate, poi non voglio polemizzare per chi, lo dico per dimostrare che le cose si fanno se c'è la volontà dell'amministrazione. Allora, io qui mi sono fatto dare un protocollo d'intesa che voi conoscete bene, se non altro il consorzio lo conoscete bene, che è quello della porta ovest. Firmato il protocollo d'intesa con il presidente Martini, sindaco Geromini, sindaco Petrocello e altri. Questo protocollo d'intesa cosa diceva sul 2012? Cosa diceva? Degli
iniziata un'emergenza, si mettono d'accordo gli ANAS, Comune e Città Metropolitana e Comune di Concordia, si risolve l'incontro di Levada, si risistema il problema di Levada che avete risolto con il Comune di Concordia, con la Saracinesca che provocava problemi nel Comune di Concordia, e rispetto alla soluzione sulla statale si riusciva a costruire la pista ciclabile che da Mazzolana arrivava a Levada, perché Mazzolana ha pochi abitanti e parlando con il diretto facciamo un accordo di programma, poi ci lavoriamo e vediamo se troviamo anche l'occasione all'interno delle piste ciclabili, anche in collegamento con Concordia e Mazzolana, perché questo è molto particolare, è molto collegato ai bar e non può collegarsi a Rison che fuori del pericolo, non può collegarsi a tre parti, ma si collega ai servizi e alcuni servizi va in Comune di Concordia. Allora, perché faccio questo esempio? Perché l'amministrazione comunale ha la responsabilità di fare il quadro generale delle esigenze, firma il protocollo di intesa che devono essere verificati, quindi se vengono firmati i limiti hanno finito che è una cosa da fare, e non una volta che cambia l'amministrazione si vede nel cassetto questo, se ne trova un altro, e dopodiché si fa lavorare l'ufficio e dopodiché si accantona, ma bisogna avere un quadro generale, perché per esempio un quadro generale, in questo protocollo intero c'era una volontà di risolvere l'incrocio pericoloso che si va a conoscere perfettamente, si risolveva un problema idraulico, sì, però si risolveva un problema di comunitarietà. Tutti questi ragionamenti li faccio perché c'è bisogno di una nuova consapevolezza sulla priorità che un'amministrazione deve avere, e sono certo, perché nel passato è sempre successo così, sono certo che le competenze e quello che può fare il consorzio di bonifica è straordinariamente importante. Lasciatemi fare una battuta, dovuta anche all'esperienza e a quello che ho vissuto nel passato. Voi andate a vedere gli interventi del consorzio di bonifica sull'area San Donatello e sull'area Portuale. Non è che il consorzio di bonifica ha privilegiato l'area San Donatello rispetto all'area portovalese, è perché c'era un'altra sensibilità dall'altra parte, perché c'erano i progetti preliminari, perché c'erano le risorse da mettere a disposizione, e noi dobbiamo, come portovalesi, collocarci dentro il consorzio che è di area vasta e lì discutere le priorità e quali sono gli interventi, se no corriamo il rischio di continuare a perdere delle grandi opportunità. E noi abbiamo la fortuna che basta avere le risorse, i finanziamenti, le cose si possono fare nei tempi e nei luoghi opportuni, in maniera anche diversa, secondo me, rispetto al passato. Questo vale, questo vale per tutto, vale per la mobilità libera, questo vale per tutto, insomma, ma in modo particolare per questa cosa, perché in tutte le riunioni vi faccio questo esempio, lo ha fatto la dottoressa sul piano delle acque perché è del 2014, ma se avessimo seguito, o non avessimo intuito, nonostante noi, amministrazione, nel 10, prima, siamo stati massacrati perché non risolvevamo i problemi della zona di Aldo Moro, della zona Ronchi. Quella per 5 anni ci hanno massacrato e il consorzio di bonifica è andato a verificare e noi potevamo intervenire quanto volevamo, ma se non si risolveva il problema delle intersezioni che sono state richieste, il problema che la gente andava sott'acqua non si risolveva mai, erano tutti interventi casuali che non risolvevano il problema, ma per 5 anni ci hanno massacrato, e voi lo sapete bene. E bisogna a volte avere il coraggio, vuol dire, di fare le cose giuste, e l'intervento, vuol dire, che è stato fatto dal consorzio di bonifica in modo particolare sull'intersezione che risulta delle richieste con le 3 composizioni, ne partono 2, non parte mai neanche la terza,
ma se non ci fosse stato quell'intervento, vuol dire, non avremmo mai risolto il problema. E a volte fare delle scelte in prospettiva vuol dire sono quelle che pagano. Certo che il cittadino medio, se va all'assessore che dice che colpa dell'altro, quell'altro che dice colpa quest'altro, ognuno si mette la stelletta, vuol dire, noi ne veniamo fuori. Quell'intervento lì è quello che ha risolto tutti i problemi di una zona. Quindi il succo del ragionamento, guardare in avanti, vedere che ci sono le condizioni, mettere per tempo fare i progetti preliminari, bloccati, mettere nel conto il cofinanziamento, perché non è possibile che un amministratore pensi che sia qualcun altro che risolve il problema finanziario di un intervento, di una copartecipazione, e una presenza dentro il consorzio forte e determinante. Ma bisogna avere una forte convinzione, sapendo che spesso e volentieri i problemi non si risolvono in un anno, un anno e mezzo, 2 anni. Ci vuole un po' di tempo, ma se si parte per tempo, un'idea chiara, i problemi si risolvono. Perché del MIT si sta occupando del consorzio di bonifica per avere i famosi 100 milioni che ha proposto, eccetera. Il consorzio bonifica ha scritto alla regione e ha attivato con la regione per poter inserire gli investimenti nel PNRR nei comuni. Non è che si sono mossi su questo, forse non lo sanno neanche, se non attraverso interlocuzioni che possono avvenire tra sindaco e presidente del consorzio. Allora, va fatto il punto della situazione in maniera seria, vuol dire, e determinata. Se no, noi continuiamo a rimandare senza risolvere il problema. Il problema per tutto è che tu decidi il problema degli acquedotti di ampliare, perché le 100.000 depuratori, che ne fai uno in viale Venezia, dietro viale Venezia, forte, perché serve di 44 comuni. Se non fai quello lì con anche le responsabilità che possono nascere nel territorio, noi non facciamo bene il nostro mestiere. Se facciamo conto di chi abita di là di Canale e che sente il rumore ogni tanto del funzionamento del cellulatore. Quindi secondo me bisogna invertire il modo di rapportare e di affrontare il problema. Buonasera, volevo fare un piccolo ragionamento politico rispetto a quanto ho sentito fino a questo momento. Sicuramente a favore di questo protocollo di intesa del Comune di Portogruaro e il consorzio rispetto al piano che ci è stato illustrato, ma è anche vero, come ho già sentito dire in precedenti interventi, poi però chiedo una spiegazione all'ingegnere Altri, ma non ho capito cosa intende quando dice aumentare la contribuzione. Io ritengo che, se non ho capito male, piuttosto che aumentare la contribuzione dei consorziati, va in cerca di fondi sovracomunali e regionali e se ci può anche più in alto, perché andare a parlare di aumento della contribuzione quando noi consiglieri indistintamente di maggioranza e di opposizione veniamo fermati dai cittadini e ci chiedono effettivamente, e a me fa molto piacere che questa sera voi siete qui presenti perché finalmente prende corpo per quel che mi riguarda anche la figura di quelle che sono le funzioni e i compiti del consorzio di bonifica, che talvolta restano piuttosto aleatori e poco concreti rispetto alla visione della gente. Ritengo che questo piano qui, che è un piano che si focalizza su 4 grandi macro di Portogruaro che sono state illustrate a un costo di circa 3 milioni di euro, però nello stesso tempo ci viene detto dall'ingegnere che è intervenuto, ha detto giustamente, ma io apprezzo questa schiettezza e questa sincerità, che
nel nuovo corso della politica anche amministrativa deve esserci. Quando è stato detto abbiamo un progetto complessivo di 3 milioni e siamo al secondo step, perché il primo step era la creazione del piano delle acque nel 2014, poi adesso siamo al secondo step, cioè al piano di fattibilità. È chiaro che a prezzo, quando mi viene detto, non garantiamo, non siamo in grado di garantire che rispetto al PNR ci possano arrivare dei soldi automaticamente a caduta su questo diritto, che questo va a vostro merito, perché io parlo e apprezzo sempre quella che è la schiettezza e la sincerità, perché anche in un tema così importante come quello dell'assetto idrogeologico del territorio, che è martoriato, come abbiamo visto l'ultimo fatto, quello del novembre del 2014, che è stato il fatto recente più eclatante, ma mi domando anche che si proceda, e chiedo quindi ad Artico e al suo collega e quindi anche al sindaco, che è massimo esponente della Commissione di Portogallo, che si proceda con celerità rispetto al post, alla post approvazione di questo protocollo di intesa, perché c'è assoluta necessità di mettere mano non soltanto nelle reti idrauliche minori del territorio, ma forse c'è la necessità di intervenire anche su altri punti che questa sera giustamente non sono stati toccati. Mi auguro, ma lo dico con forza, che le interlocuzioni da oggi in avanti con il consorzio di bonifica e il comune di Portogallo e anche gli altri comuni del territorio possa essere un'interlocuzione sempre più attiva e costante, e se c'è bisogno apriamo tavoli il più spesso possibile, perché con il cambiamento climatico non è da escludere che seppure questo protocollo di intesa illustratoci vada a toccare quattro punti importanti, non è escluso che anche altre zone questa sera non evidenziate, e noi potremmo stare qui ore a parlarne e discuterne, ma ritengo che sia il caso, per non trasformare questa commissione in un consiglio comunale, che si vada di volta in volta a verificare non soltanto quanto previsto in questo progetto, perché la manutenzione anche delle zone che vengono dette minori, non rispetto al quadro idrico ma rispetto al quadro territoriale, e ce ne sono sparse per il comune di Portogallo, devono avere la stessa attenzione che si ha questa sera verso questi quattro focus che individuano poi questo protocollo di intesa, perché sennò non si va da nessuna parte. E mi auguro che Portogallo da qui al 2025 e a venire, e quindi concordo parzialmente con chi ha detto che ci deve essere continuità amministrativa, non si possono sempre rivedere i protocolli, casomai i protocolli vanno rinforzati, ma non vanno accantonati e poi ripresi e poi rivisti, ma vanno soltanto, cioè noi dobbiamo sapere che ci sono i protocolli e vanno rinforzati, non si deve sempre partire da -1 per poi avere 1, perché guardate, cari signori del consorzio di bonifica, che vi materializzate per quelli che vi riguardano questa sera, e non sono contento, che questo è un tema molto sentito dai cittadini, perché quando un cittadino si ritrova in zone non tenute nella debita considerazione e si trova magari, per fortuna ieri ci è andata anche bene, che non ci sono state bombe d'acqua e si ritrovano sotto acqua, poi vengono da noi amministratori prima che
mi riferisco al sindaco e alla giunta e alle altre realtà comunali, perché vengono da noi a bussare la porta e ci chiedono ma perché paghiamo la tassa consortile? Quindi bene ha fatto Artico a evidenziare quelli che sono gli intendimenti e gli scopi fondativi del consorzio, però attenzione, che alle parole devono seguire i fatti, perché io sono per la politica dei fatti, non siamo in campagna elettorale, quindi posso dire tranquillamente che non è uno slogan, ma è un dato di fatto, perché quando io faccio il bene dei miei cittadini so di aver fatto bene il mio compito, diversamente so che andrò a bussare principalmente le porte del consorzio di bonifica e poi andrò a rompere le scatole alla mia giunta come esponente di maggioranza affinché ci sia un monitoraggio continuo e completo anche rispetto ai combinamenti. Rispetto ai combinamenti volevo aggiungere anche una cosa qualitativa per non divulgarmi troppo e tediarvi. Bisogna anche stare attenti ai combinamenti e spiegare bene quali sono i criteri che portano a dei combinamenti e quali sono i criteri che consigliano di non combinare a prescindere, perché se si combina a prescindere, non voglio richiamare nessun esempio di specie in questa sede, io non sono proprio a favore dei combinamenti a prescindere, quindi anche su questo aspetto questa sera se ne è parlato poco, perché quando la portata dell'acqua è tanta e si combinano alcune zone perché si devono combinare, perché si deve pensare che in questo modo si possa sistemare un determinato tipo di territorio. Talvolta questi combinamenti sono stati fatti non oggi specifico, ma in passato anche con sufficiente facilità e quindi richiamo i vertici del consorzio, perché quando qualcuno dice ma potremmo combinare qua, potremmo combinare là, no, questa è una vecchia cultura che non deve essere più propria del consorzio, che io so già che in questo senso la politica del consorzio è gradualmente cambiata negli anni, perché con l'acqua e con gli eventi atmosferici, proprio perché di natura esclusivamente climatica e quindi non sono in qualche modo perfettamente prevedibili e non si può scherzare. Mi auguro che questo non sia soltanto un unico incontro nel corso dei prossimi anni con questa amministrazione solo per illustrare questo protocollo d'intesa, ma mi piacerebbe, io lo dico a sindaco in particolare, che il comune si aprisse alla cultura dell'apertura dei tavoli, non soltanto con il consorzio, ma con tutti quegli enti che magari fino a qualche anno fa sono rimasti sotto traccia perché non c'è stato un effettivo coinvolgimento. È chiaro che poi parlare di campanilismo ha meno scopo forse strumentale e anche politico, facendo la differenza tra quello che ha San Donà e quello che non ha avuto Portuguaro è facile, no? È facile quando si vuole caricare temi in maniera così superficiale. Io direi cominciamo a guardare veramente, aprendo un nuovo corso alle necessità di Portogallo senza vedere quello che hanno avuto in passato gli altri, ma guardiamo oggi il nostro per il domani, che diventa fondamentale per la sicurezza del sistema idraulico, perché così è stato detto che il consorzio ha come scopo principale la sicurezza ha come scopo principale quello di provvedere alla sicurezza idraulica del territorio. Allora, si cominci da questa sera, ma il protocollo non sia un pretesto per essere venuti qui soltanto una volta
ci dia degli appuntamenti calzati affinché anche noi possiamo di volta in volta monitorare insieme con voi quello che si sta facendo e quello che magari può emergere in un confronto che magari può in qualche modo sfuggire nonostante l'attenzione del consorzio rispetto a questi temi mi sembra sia sufficientemente alta, però che non siano degli incontri a spot perché così torniamo indietro di anni, vorrei un monitoraggio più continuo e non si deve avere paura dei tavoli di confronto, perché i tavoli di confronto da qui in avanti con questo benedetto PNRR, se riusciremo a beneficiare anche in questo campo, diventano fondamentali e quindi non si apre la strada a nessuna strumentalità né di destra né di sinistra né di centro, politicamente parlando, perché a quel punto con un monitoraggio sicuro e certo e quindi calzato tutti noi avremo, nessuno escluso, una visione completa del territorio. Grazie, mi scuso se mi sono dilungato, se riesce a rispondere qualcuno altri colleghi. Risponde lei? Sì, no, anche sul generale. Grazie. Allora rispondo a entrambi gli interventi che sono stati estremamente articolati, profondi nell'analisi e per quanto riguarda le considerazioni di carattere generale, programmazione, collaborazione, trasparenza, interlocuzione continua, devo dire che assolutamente sono temi condivisi. Il consorzio c'è questa sera, ma posso dire che c'è sempre il consorzio nel momento in cui si apre questo confronto. C'è stato, c'è oggi e ci sarà. Anzi, ringrazio l'amministrazione perché la collaborazione è sicuramente importante e molto stretta. Parto dalla fine per dire che la Regione stessa nella legge di riforma dei consorzi ha ben chiarito che i comuni sono parte integrante dei consorzi, cioè all'interno dell'amministrazione dei consorzi c'è la consulta dei sindaci, i sindaci sono parte della parte amministrativa dei consorzi, quindi l'interlocuzione c'è e i rapporti ci sono. Oggi stiamo discutendo di qualcosa che va oltre i rapporti istituzionali perché stiamo parlando di protocolli di intesa tra consorzio e comune di Portogruaro per aprire una nuova modalità che ho capito è auspicata da tutti di questa collaborazione. Noi da adesso guardiamo avanti. Nel passato sono state fatte delle scelte, okay, che non stiamo noi a valutare perché quello che è importante è avere strategie, avere visioni e avere idee. Molto spesso dico che quando si hanno buone idee e buoni progetti, alla fine le risorse si riescono a trovare e questo è quello che vogliamo fare questa sera, questo è quello che facciamo insieme e questo è quello che stiamo già facendo con l'amministrazione. L'amministrazione anzi ci è di sprono per andare in questa direzione. Volevo chiarire un aspetto che forse sono stato frainteso. Il consorzio come elemento statutario ha quella dell'assicurare la difesa. Le risorse che arrivano al consorzio sono di due tipologie: la manutenzione ordinaria e contribuenza che il consorzio fa, che il consorzio anzi è talmente trasparente che si auspica che tutti i cittadini guardino gli interventi che vengono fatti, perché se è necessario rettificare la modalità di attuazione in zone, in altre zone, noi siamo qui, ci mancherebbe che il consorzio non fosse attenti a queste indicazioni, anzi il consorzio, come dico, va a mappare gli interventi. Se un cittadino, qualsiasi amministrazione ha necessità, noi siamo in grado di dire anno su anno quante volte siamo passati in quella zona, quante volte in un'altra e quanto abbiamo speso bacino su bacino, cioè è la massima forma di federalismo, cioè ogni bacino idraulico ha investito le risorse che i contribuenti pagano. Ben diverso è la ricerca di fondi. Il consorzio è scopo precipuo quello di ricercare fondi, ha un annuale, cioè risorse interventi che sta realizzando di 40 milioni, 37 milioni, quindi il consorzio questo è quello che sta facendo. In questo caso andiamo oltre perché lo sta facendo con le amministrazioni comunali. E questo mi auspico che sia un percorso
che anzi abbia degli sviluppi importanti in futuro, che sicuramente avrà questi sviluppi. Oserei dire che il Consorzio non è mai stato a favore dei tombinamenti, né in passato, eccetera. Le sensibilità erano diverse una volta, le spinte erano diverse. Il Consorzio, dico che anche in passato ha cercato di opporsi a un'idea imperante del tombinamento. Ormai è un patrimonio comune che non è la soluzione, anzi si sta ragionando in termini diffusi di resilienza, aumento di resilienza, e tutti gli interventi vanno in questa direzione. Non è stato detto, però l'altro elemento importante di questi interventi idraulici è che connaturano, anzi il bando stesso dice che i progettisti devono pensare a questi interventi tenendo conto anche della riqualificazione urbana, che è l'altro tema. Il Green New Deal, cioè, significa non solo rivedere le sezioni eccetera, ma magari rivedere l'assetto della strada, ripensare a un'acqua fluente, ripensando alla vegetazione, l'albero, all'isola di calore, eccetera. Chiudo diciamo ribadendo la disponibilità agli appuntamenti cadenzati, al monitoraggio e tutto il resto. Dico che il Consorzio è un consorzio, non ci sono diverse parti del Consorzio, anzi in questi anni ha lavorato in maniera importante per ribadire che c'è un unico Consorzio che rappresenta tutto il territorio, non ci sono suddivisioni territoriali, e anzi si è tenuta in debito conto anche delle situazioni particolari, delle situazioni locali nella ricerca dei fondi, compreso VAIA, dove il Consorzio ha segnalato una serie di interventi, moltissimi. Ovviamente il commissario, ex ZAIA, ora l'architetto Soragni, ha finanziato in base a dei criteri che hanno tenuto conto di una serie di parametri di ripartizione. Ovviamente il commissario non può aver finanziato tutti gli interventi segnalati da un comune, da un consorzio o un altro ente, perché le segnalazioni, dico, erano quest'anno, solo in quest'anno, erano pari a circa 1,2 miliardi. Quindi nella realtà le visioni ci sono, sia dal punto di vista del consorzio, sia dal punto di vista dei comuni, che anzi sono parte importante nella segnalazione di queste problematiche, perché effettivamente quando si riscontrano, si verificano le criticità, è ben comprensibile il cittadino che cerca come referenti, ovviamente come primi referenti, gli amministratori locali, che in qualche maniera sono i rappresentanti locali e i portavoci locali. Grazie. Ma io volevo fare solo delle domande per avere delle informazioni, magari sarò anche noiosa o mi ripeto, però preferisco capire meglio le cose e chiedere. Gli interventi che ci avete presentato questa sera quindi sono presi all'interno del piano reato 2014. Siccome prima il sindaco parlava di un avvio di un percorso e anche fino a quando è possibile modificare, eventualmente giudicare degli interventi, eccetera, eccetera, immagino che gli interventi possibili siano quelli già inseriti nel piano reato 2014 o ce ne degli altri. Prima domanda. Seconda domanda, se sono già presenti nel piano reato 2014, per collaborare, lavorare e valutare bisogna aver partire dalle informazioni condivise, per cui se magari è possibile avere l'elenco, ecco, se chiedo al sindaco se è possibile agevolare, ma non perché non so cercare le robe sui siti, ci mancherebbe altro, ci viaggio e ci lavoro, però credo che sia per tutti, anche per gli altri consiglieri, se è possibile avere da parte dell'ufficio atti magari anche un invio del piano delle acque con magari un elenco ben chiaro senza andare a cercare degli interventi. E l'altra cosa che chiedo qui però è una questione più che chiedo al sindaco, parla al presidente di commissione. Si è parlato di un avvio di una collaborazione fin tanto che è possibile intervenire. Come lavoriamo in questo senso? Cioè riconvocherete la commissione? Lo farete in un'altra maniera? Come ci confrontiamo su questo? Perché giustamente il consigliere Rodriguez ha tirato fuori un problema fondamentale, che poi tutti quanti noi abbiamo dei cittadini che ci chiedono delle cose, possono essere sbagliate, possono essere giuste, possono essere impossibili, però almeno se ci confrontiamo sullo stesso tavolo con le stesse informazioni
l'ingegnere e poi io. Prego. Sì, solo dal punto di vista tecnico confermo che tutti gli interventi che abbiamo visto sono uno stralcio di quanto previsto dal vostro piano di acqua approvato nel 2014. E solo una precisazione è stata in qualche modo citata prima degli interventi. Noi abbiamo visto la possibilità di accedere a linee di finanziamento nazionale. Ho ribadito che è solo una possibilità, ma abbiamo insieme a tutti i sindaci deciso che il progetto di fattibilità comunque si predispone, perché in caso mai siamo pronti per ulteriori eventuali future iniziative. Di sicuro non possiamo rischiare di aver messo in moto una macchina di queste proporzioni, perché vi faccio presente che abbiamo aperto un bando che è di importo tale da essere di evidenza europea, quindi non possiamo rischiare di aver messo in moto una macchina di queste proporzioni e arrivare tardi. Quindi rischiare di sentirci dire aperte le porte per finanziare le opere e noi non avere il progetto finito. A fronte di questo il Consorzio di Bonifica si è assunto un rischio e pertanto i bandi per la progettazione, prima che tutti i comuni approvino nel Consiglio Comunale lo stanziamento, sulla base di un ok mandato sicuramente ai nostri protocolli, ma non sempre supportato da un impegno, il Consorzio di Bonifica ha aperto un bando di progettazione. Questa lo devo precisare perché è stata, diciamo, un segnale abbastanza forte nel crederci e nel credere nella reazione di squadra da parte di tutti i comuni. È scontato che qualora qualche comune dovesse ritirare il proprio impegno nelle prossime 2 settimane, noi saremo costretti a tenere fermi gli interventi per quei comuni. Quindi in questo momento il bando è già pubblicato su internet a evidenza europea per tutti i professionisti che vogliono partecipare, durerà 15 giorni e quindi gli interventi sono stati definiti. Ora, in risposta alla possibilità di confronto che arriva il sindaco, passo la parola, però ci tenevo a precisare che noi il bando l'abbiamo già dovuto pubblicare perché se aspettavamo l'ultimo di questi comuni sicuramente saremmo arrivati tardi. Grazie. L'amministrazione comunale dal primo giorno, non dall'ultimo, ma dal primo giorno, e quindi mettiamo dal 1° novembre perché fino a fine ottobre non avevamo neanche la giunta, è stata molto attenta e sensibile a questo problema idraulico, perché giustamente abbiamo sentito da più direzioni che c'è questa necessità di avere un quadro generale, ma non solo, perché i quadri generali, sapete, a volte le parole d'ordine nascondono dei grandi progetti a monte, però nascondono anche dell'altro e certe volte avere la visione non vuol dire tutto, certe volte bisogna anche lavorare per parti, avendo ben presente che le parti piccole certe volte migliorano di molto il quadro generale che si vuole prima. E questo però per dire che l'amministrazione aveva stanziato già nel PEF la possibilità di avere questo finanziamento. Con la presidenza, con la direzione del Consorzio di Bonifica abbiamo avuto diversi incontri dicendo fin dall'inizio qualsiasi importo ci avessero detto che era prioritario per il Comune di Portogruaro, l'amministrazione avrebbe fatto fronte a questa spesa, perché è vero, il Comune deve far fronte alle spese necessarie per risolvere i problemi, non possiamo dire che facciano gli altri. Su questo ci siamo sempre messi in prima fila, 35.000, 40.000, 70.000, non abbiamo messo limiti al Consorzio di Bonifica. Al Consorzio di Bonifica abbiamo detto, dal piano delle acque trova le priorità, perché ovviamente non può essere fatto tutto lo scibile del Comune, ma trova le priorità per risolvere i problemi importanti del nostro territorio. Io abito, non è conflitto di interessi, abito a nord dei Frati. A nord dei Frati possiamo andare sotto, ma sicuramente rispetto a tutte le altre zone che abbiamo sentito stasera è una delle ultime. E magari l'acqua l'abbiamo sentita anche noi. Non è un problema sentire l'acqua quando arriva la bomba d'acqua,
perché le fognature le hanno fatte FI60, FI80 quando le hanno fatte grandi negli anni 70, e in via Sardegna, che è una via recente, non so di che periodo, ma non è tanti decenni fa, l'hanno fatta troppo piccola per gli interventi intensi di abitativi che sono stati fatti in quel territorio, e tutta la superficie di quel territorio via Sardegna, di cui noi non siamo gli amministratori, è stata fatta non pensando a questo. Allora, il passato si dimentica, perché i problemi vanno affrontati nel futuro prossimo e nel futuro anteriore, e si risolvono così. Noi abbiamo detto al Consorzio, noi siamo disponibili, accettiamo qualsiasi vostra proposta tecnica, semmai possiamo discuterla insieme al Consiglio, e questo è stato un atteggiamento di grande ascolto nell'ultimo Consiglio Comunale, perché potevamo anche andare in giunta a approvarlo domani mattina senza sentire nessuno, perché dal punto di vista tecnico è un progetto che è valido e approvabile. Ciò nonostante abbiamo detto c'è la possibilità nel tempo di osservare, fare delle osservazioni migliorative su una base che però deve essere approvata subito, perché il rischio, come diceva e mi ha impressionato la battuta dell'ingegnere Bonora l'ultimo Consiglio Comunale, da fare anche sbagliando un po' e non voler fare, la differenza è zero. Quindi in questo momento non possiamo permetterci di non approvare un piano che dal punto di vista tecnico-idraulico è rispondente di tutte queste necessità, fermo restando che nel mese di agosto, lo abbiamo detto anche stasera all'inizio, siamo disponibili non a chiedere la pista ciclabile, perché questo non è, ripeto, un intervento che migliora dal punto di vista idraulico il nostro territorio, ma è un problema che dovremmo switchare, semmai dovremmo affrontarlo, parliamo in italiano, dovremmo affrontarlo nel campo dei lavori pubblici e del triennale. Possiamo fare tutti i cambiamenti che vogliamo. Anche su questo noi siamo disponibili, senza dire noi non ci piace, punto. Se c'è il non ci piace, ma ci piace un'altra cosa e noi reputiamo che quell'altra cosa sia più valida, perché può capitare, noi siamo anche disposti a questo, può capitare che effettivamente quello che pensiamo non sia conforme a quello che ci aspettiamo veramente dal punto di vista generale. Quindi noi ascoltiamo e aspettiamo le osservazioni eventuali nel mese di agosto, perché poi ovviamente si chiude la parte di analisi e affronteremo la parte del progetto di fattibilità, che è un grande progetto da affrontare, perché non è più un'idea. Il piano finanziario che avete visto prima era il piano finanziario che noi abbiamo approvato pochi giorni fa nel nostro piano finanziario triennale, né più né meno. Lì mancavano delle cose, mancavano delle eventuali, mi dicevi prima, correggimi, sul progetto di finanziario, mancava una parte che non era prevedibile, i sottoservizi. Allora in certi casi il progetto di fattibilità non può prevedere tutto, casomai prevede di più perché se ce ne fosse necessità lo ha già previsto e non va in crisi finanziaria. Il progetto di fattibilità, così lo ridico ma lo ridrò per altre 10 volte in Consiglio Comunale perché non è stato metabolizzato bene. Il progetto di fattibilità lì entra nel merito della progettazione, lì andiamo a vedere se la condotta è FI100 o FI60, lì si va a vedere se la superficie verde sono 1000 metri quadrati o 50 metri quadrati, e mi fermo qui perché di questo si tratta stasera e su altri argomenti li valuteremo un'altra volta. Ma il progetto di fattibilità è un progetto concreto e serio, lì si affrontano i problemi, lì si possono essere osservazioni tecniche, perché quando la scelta è fatta di fare tutta una serie di condotte e di migliorie idrauliche, dopo il problema diventa prettamente tecnico. 3 milioni si spendono, forse anche di più, in gara ci saranno messe tutte le spese inerenti, ma ripeto, l'amministrazione non ha messo limiti a questa progettualità. Non ha messo limiti di sorta dal punto di vista tecnico. Se ci dicevano dobbiamo spendere 7 milioni di opere prioritarie importanti perché Portogruaro alla prossima bomba d'acqua non vada sotto, noi avremmo affrontato 70.000 euro di progettazione, perché è circa l'1%. Su questo penso di essere stato chiaro, sia dal punto di vista del ci sono altre opere da fare, sì ma non prioritarie,
Però se qualcuno dal punto di vista tecnico ci dice ad agosto guarda che hai sbagliato, non è prioritaria la condotta della via Sardegna che ha bisogno di uno scatolare importante, ma devi fare uno scatolare più piccolo e spostare i soldi, perché di questo si tratta dal punto di vista progettuale, dopo semmai si può fare qualcos'altro, a parità di spese progettuali, poi switcharla dall'altra parte, siamo ben disposti a valutare dal punto di vista tecnico anche questa posizione. Mi sembra di aver risposto a tutto, se ci sono altre domande. Sì, non siamo in consiglio. Allora, il problema qual è? Allora, c'è un piano delle acque che ha definito le esigenze, poi hanno definito le priorità. Normalmente quali sono le priorità oggettive? Che bisogna che noi abbiamo consapevolezza del risultato che quel tipo di intervento produce. Perché almeno noi siamo sempre stati abituati a tornare al consorzio per risolvere un esempio banale, se non ci fossero i soldi, tra un intervento che risolve i problemi per 100 abitazioni e un problema invece che risolve 400-500, è chiaro che quel risultato oggettivo è lì che dobbiamo andare. Allora, rispetto a questa questione qua, torno sul problema di presupposto per un momento. Quello è un'urgenza definita da sempre, chiaro? Qui dentro non c'è. Si dà per scontato, vuol dire, che avrà un altro finanziamento. Da quello che io ricavo, dalle informazioni che ho, non sono con le informazioni della strada, certo. Della gente che passa per la strada. È scritto anche nel vostro protocollo. È Citato anche nel vostro protocollo che destino acqua di pozzo. E ci scritto Nel qui. protocollo che affrontate, spiegato brevemente. Non lo abbiamo, se non lo abbiamo. Ce l'ha qua il sindaco, gentile. Ho capito io. Posso? Certo. Ok. Vabbè, questo è altro. Questa è una questione. Su via Sardegna non è il problema che è reale l'urbanizzazione. Non è il problema. Il problema vero è che siccome non c'erano le risorse sufficienti, siccome si è fatto un progetto che arrivava fino a Piazza Maria Vergine, quel tratto fino a Rotonda non è stato fatto. Cosa che invece è stato fatto in via Liguria, dall'altra parte, quando si è collegato al depuratore e quando si è separato le acque bianche dalle acque nere. Poi c'è un altro problema secondo me, e qui c'è un problema culturale, cioè siamo stati abituati ad andare sotto l'acqua con i garage, sì, andare a costruire sui garage perché non fa cubature. Dopo la responsabilità è sempre dell'amministrazione comunale, a prescindere. Non solo, attrezzano i garage che non sono quelle macchine, ma diventano cucine, diventano chissà che cosa, e dopodiché la gente si arrabbia all'infinito. Sono tutti esempi che porto, che dobbiamo stare attenti. Quando abbiamo già una notte verificato, l'ho fatto bene, cioè l'acqua era da risolvere attraverso quella operazione lì, ma c'era delle tubature che andava sul giardino dell'altro, che era l'acqua di un proprietario che andava a casa dell'altro, perché evidentemente nel passato non c'era la sufficiente attenzione. Quindi tornando in via Sardegna, il problema non c'è dubbio che c'è uno spaziamento urbanistico, però il problema si risolve. Quello che l'acqua che viene adesso perché non è stato completato un pezzo, se no questo problema non ci sarebbe. Tutti sono pezzi da completare perché non sono stati fatti. È che se mettiamo mano in certe zone è perché nel passato. No, io rispondo solamente al fatto che il problema dell'acqua è legato alla surplus di urbanizzazione, non è così. E anche questo non è marginale, nel senso che se si fosse risolto questo problema, dopodiché, voglio dire, io credo che il Consiglio possa discutere serenamente se è in condizione di avere tutti gli elementi. Allora, per esempio, classico, noi stiamo parlando di infra di pozzo, se non abbiamo la convenzione, potevo far meno di intervenire su questo, perché lì è un problema. Stivali si ricorderà quanti problemi a Sumaga c'erano, piccoli e grandi.
Allora, bisogna avere una visione complessiva. Il consorzio spesso e volentieri interviene quando c'è qualche critica di qualche utente o più utenti, voglio dire, si mette a disposizione, però devono partecipare i cittadini, nel senso che il consorzio invece può segnare competenza, però voglio dire, non è una competenza sempre del consorzio se nel tempo i problemi idraulici sono dovuti a non manutenzione o poca attenzione rispetto alle persone. È un problema più completo, più vasto, insomma. Quindi io credo che tutte queste questioni del rischio idraulico è una priorità a prescindere, cioè questa è la priorità. Su questo io credo che l'amministrazione deve lavorarci sopra, perché sennò diventa. Dopodiché non è tanto il comune mette 30, 40, 100, 150, io prendo atto, voglio dire che almeno questa amministrazione, voglio dire, è stato richiesto sulla base del progetto delle risorse, l'ha portato in consiglio, ha deliberato la quota che rispettava rispetto agli investimenti era questa, perché il consorzio che fa questo progetto qua deve mettere in piedi un gruppo di professionisti mica poco esterni, certo. Non è che con una struttura interna può rispondere a esigenze con finanziamenti di questa portata, deve mettere in moto un meccanismo di professionisti, uno studio, un gruppo di lavoro che poi per tempo realizzi quello che c'è. Quando io parlo di rapporto San non penso assolutamente che ci siano delle attenzioni diverse tra Portogallo e San Donato, e che l'operatività del consorzio si basa su progetti preliminari, su istanze, su urgenze. Se non ci sono, il consorzio lavora, le evidenzia, ma dopodiché non è che possa dare risposte. In questo senso volevo dire. E quando io sono andato a organizzare gli investimenti di quel territorio rispetto a questo, è stato dato una risposta esaurientissima, che non è, voglio dire, il consorzio che agisce per conto suo, sono i sindaci del territorio che assieme decidono cosa fare e le priorità le decidono i sindaci insieme. Però una volta deciso, cioè, bisogna essere conseguenti, perché questi protocolli di intesa, io con tutti gli enti, ANAS, le città metropolitane, le autostrade, cioè se ne possono fare 150.000, ma se questi servono perché fa immagini o perché non portano da nessuna parte, sindaco, ci sono delle priorità, però bisogna cogliere anche, al di là di questo, una, come il verde, ma ci possono anche essere altre priorità, perché se c'è un'urgenza idraulica e c'è un problema di sicurezza, faccio l'esempio di Levara, che è uno degli accessi più delicati, è pericoloso, si sta parlando della rotonda di Levara, e c'è una disponibilità di anni del Consorzio di Bonifica, del Comune di Concordia, del Comune di Portogallo, di risolvere quel problema che è anche di Portogallo, al di là di dove è collocato l'incrocio, e risolvere anche il problema di mobilità lenta. Anche questa è una priorità, cioè nel senso che se prendo una priorità limitata alle competenze del Consorzio di Bonifica è urgenza 7 rispetto ad altri. Ma nel momento in cui io ho un consorzio che si mette a disposizione per risolvere il problema di Concordia, il problema di Portogallo, e ci sono anche altri enti, e questa diventa una priorità, a prescindere, perché sennò quando parliamo di via Scorta c'è un problema al di là del rischio idraulico, che quella zona lì, a prescindere, ha degli istituti scolastici importanti, ha una piscina, ha un centro, deve attraversare verso tutta la zona Ronchi, c'è un cimitero, cioè voglio dire, quella strada non è più adeguata, anche allora qui dentro questo intervento va inserito nel punto, va inserito in un concetto più generale, dopodiché si farà come si può fare, non si può fare, ma questa ha una priorità, ma non, per il consorzio di bonifica forse no, perché non li vuole dominare, per dominare un pezzo bisogna fare i salti mortali, concreto che rimane anche quel paese, dopo magari lo fa, ma però bisogna mettere assieme le esigenze del consorzio, le esigenze, voglio dire, del comune, le esigenze della sicurezza, le esigenze del verde, dei parcheggi, tutto quello che vogliamo. Quindi
scendere. È sicuramente un dato di fatto che è in controtendenza dal punto di vista urbanistico e della visione green, quella di tombinare, perché di fossi grandi e importanti a Portogruaro ce ne sono, non c'è solo Villa Storta, c'è Viale Cadorna, ha un fosso che ci vorrebbe sicuramente un 5x3, e se si chiude quel fosso effettivamente forse la zona della zona Frati e Viale Cadorna fino allo stadio andrebbe sotto, perché questo è un grande elemento scolmatore. All'interno di questo il Comune, per rispondere alla richiesta del consigliere Bertoncello, il Comune rientra tra i territori interessati dall'iniziativa della Città Metropolitana di Venezia, che grazie al finanziamento del Ministero Infrastrutture e Trasporti ha avviato la predisposizione di progetti di fattibilità tecnico-economica per interventi diffusi nel territorio metropolitano, i quali dovranno comunque essere integrati nel quadro progettuale comprensivo a scala di bacino e seguono pertanto il coordinamento tecnico del CBVO nello specifico. Tali interventi sono: rinforzo generale del canale Taglio nei comuni di San Michele Tagliamento, Portogruaro e Caorle, adeguamento arginature collettore fondi alti nei comuni di Concordia, Sagittaria e Portogruaro, adeguamento arginature Roggia Versiola nei comuni di Gruaro e Portogruaro, realizzazione del nuovo canale scolmatore di collegamento tra il canale di Lison esterno e il fiume Loncon nei comuni di Pramaggiore e Portogruaro, sistemazione idraulica Medio Lemene Versiola nei comuni di Gruaro e Portogruaro, sistemazione idraulica Lison esterno nei comuni di Cinto Caomaggiore e Portogruaro, e poi si procede. Questo è un buon incrocio, perché è quello che stiamo facendo anche per la mobilità, il master plan che stiamo affrontando da domani mattina per la mobilità del Veneto orientale. Noi ci incroceremo con il PUMS della città metropolitana, che sta facendo un progetto sulla viabilità di interconnessione tra i comuni, ed è lo stesso che stiamo facendo da questo punto di vista. Un conto è le dimensioni macro e un conto è vedere il progetto sulla in scala comunale. Non sono cose che stridono, perché dopo basta parlarsi nel percorso, basta che questo progetto che abbiamo messo in atto si incroci con la città metropolitana per i grandi interventi e faccia in modo che questo e quello insieme. E questo è il quadro che lei chiedeva, e questo c'è da una parte i macri progetti, dall'altra parte i progetti a scala comunale, né più né meno. Migliorabile sicuramente, se qualcuno, ripeto, anche con delle proposte che sono magari, che sembrano non inerenti o con priorità, ma se dopo, ripeto, ci convincono che va fatto questo switch, si può fare tranquillamente a parità di progetto, di spese progettuali, e c'è, il che significa che nel mese di agosto, se vogliamo non fare un intervento, dobbiamo eliminarne un altro di pari costo per questo momento, altrimenti la soluzione è quella di perdere tutto e fare zero. Noi pensiamo invece che questa è perché altrimenti dopo veniamo tacciati per quelli che non corrono a sufficienza. Noi stiamo correndo per il PNRR, stiamo correndo per la viabilità, per prendere finanziamenti regionali dal punto di vista della viabilità, stiamo correndo per la viabilità di interconnessione comunale, stiamo correndo per la viabilità lenta sulle interconnessioni fra i comuni e non solo fra le frazioni importantissime con il centro di Portogruaro, e questo è uno degli elementi principali. Approviamolo e modifichiamolo insieme se siamo d'accordo su certe altre soluzioni. Noi siamo sempre disponibili. E anche il consorzio di bonifica che tecnicamente ci supporta in maniera egregia. Grazie signor Sindaco. Sì, è scontato, scusa. Nessun problema. Domani mattina venite qua. Sì. Tecnicamente basta chiedere a Bonora, vi dà tutto anche 20 giorni prima. No, ci va bene. No, va bene. Va bene, chiaro. Bonora ci legge sul pensiero e ci manda a casa la documentazione. Bene, se vuoi.
Per il secondo, abbiamo finito per la pubblica, possiamo finire qui per l'intervento delle acque. Bene, il secondo punto, Presidente? Sì. Congediamo. Colgo l'occasione, anche se siamo fuori, visto che aveva detto che bisogna coinvolgere molti professionisti esterni, per ringraziare anche i collaboratori del consorzio qui rappresentati a Rigoletto, perché per arrivare alla pubblicazione del bando hanno fatto un lavoro strepitoso. Grazie ancora a tutti. Salve, grazie Sindaco. Saluti, grazie. Dai, una cosa veloce. Subito al secondo punto dell'approvazione della convenzione per la promozione e diffusione della cultura musicale sul territorio del Comune di Arnone Veneto e del Comune di Portoguaro durante la promozione musicale sulla Sicilia. Praticamente abbiamo già visto nelle altre commissioni, prima c'era il Comune di Caore, che abbiamo approvato il Consiglio Comunale, il Comune di Concordia Esercitaria, il Comune di Telio Veneto e adesso si aggiunge anche il Comune di Arnone Veneto. Se ci sono, c'è qualche richiesta? No, se posso io faccio solo una considerazione piccola, perché questo è un tema che effettivamente, come tanti temi, secondo me è un tema generale, che non è un tema specifico, che si può essere anche non d'accordo. E qua faccio una considerazione sul come. Ripeto, qual è stato il percorso. Uso la vostra parola per dire che la visione ci deve essere, cioè, tante volte, spesso e anche bene. Su questo abbiamo affrontato il tema della Fondazione Santa Cecilia con tutte le energie che avevamo, anche quella di togliere il peso economico con l'ultimo contratto che abbiamo fatto con Arte. L'ultimo contratto facilita la Fondazione Santa Cecilia e la mette a riparo da tutte le difficoltà che a fine anno hanno trovato negli anni, perché per non trovare difficoltà l'unica soluzione è quella di dare grandi finanziamenti, che certe volte in certi momenti si possono fare, in altri momenti si possono fare meno. Ma su questo argomento, che abbiamo cercato di coinvolgere in maniera istituzionale anche gli altri comuni, io effettivamente speravo che ci fosse una condivisione assoluta da parte di tutti i consiglieri comunali, perché di questo si tratta, di un appoggio a una fondazione che ha 180 anni e che deve poggiare sulla approvazione, sulla sensibilità che hanno i comuni su questo argomento. Allora si può discutere anche dal punto di vista pratico come abbiamo attraversato questo fiume, che è un fiume complicato, quella di dire ai comuni: non ditemi ogni anno che eventi volete fare e io vi faccio il prezzo e voi lo pagate, perché questo era fino all'anno scorso e anche quest'anno per i comuni che non hanno aderito, e cioè quello di dire: avete bisogno di eventi, noi ve li diamo. Noi abbiamo cercato di invertire il concetto, e cioè quello di dire: voi comune volete essere partecipi della storia della Fondazione Santa Cecilia o volete essere sempre esclusivamente fruitori? Ci è stato detto da tutti i comuni: noi vogliamo essere, poi vi porterò i dati, noi vogliamo essere delle persone che condividono il percorso e la storia della Fondazione Santa Cecilia, da tutti i sindaci indistintamente. Dopo sapete benissimo che nel giro di 2 mesi o 3 mesi o 4 mesi è difficile trovare la sincronia, non la troviamo neanche nel video, se spariamo un film qua in sala consigliare, la sincronia che tutti nello stesso momento decidano di firmare e di sottoscrivere un protocollo d'intesa che va al di là del pensiero che abbiamo sulla fondazione tutti noi. È un pensiero che dovrebbe coinvolgere, ripeto,
la generalità anche della stessa popolazione. Dovrebbe la popolazione dire: facciamo da domani mattina, e spero di poterla attuare nei prossimi 5 anni, perché nel giro per il mondo ci sono anche questa, di un'associazione anche popolare, in cui uno mette 100 euro, mette 500 euro, mette quello che può, anche €1, come noi abbiamo chiesto ai sindaci del mandamento. Non ne facciamo una questione di denaro, ne facciamo solo una questione di condivisione della storia della fondazione. Adesso io spero, ma davvero col cuore, che dal prossimo Consiglio Comunale ci sia un atteggiamento su questo pensiero diverso, perché astenersi non fa il bene né della fondazione né di una visione sulla fondazione che abbiamo e della cultura che abbiamo. Battiamoci per altre cose, scontriamoci su altre cose, ma non su quelle cose che tutti noi reputiamo importanti, e in ogni Consiglio Comunale, a detta dei miei colleghi e di voi, non mio perché non ho mai partecipato al Consiglio Comunale, avete sostenuto queste argomentazioni: un Consiglio Comunale sì e un Consiglio Comunale no, perché vuol dire il tema della fondazione è un tema sentito, è un tema che coinvolge non solo i consiglieri, perché i consiglieri sono il riflesso del sentire della popolazione. Detto questo, a Non Veneto ha già aderito, ma l'aveva già aderito il giorno prima del passato Consiglio Comunale, e siamo già arrivati a 5 con noi, su 11, mi sembra 5. Sugli altri ci confronteremo e arriveremo alla conclusione. È solo questione di tempo, non questione di non volontà. La visione c'è, e la visione che tanto vogliamo cogliere su tutte le argomentazioni è di una fondazione di tutti i comuni. Non facciamoci, non perdiamo l'occasione unica, perché non è mai successo che tutti i comuni contemporaneamente diano questa adesione a un protocollo del genere, perché è un'occasione per far capire, perché loro capiscono che la fondazione è importante, e noi non possiamo, per nostri momenti di difficoltà, far capire che il Consiglio Comunale di Portogruaro su questo argomento non è d'accordo, non è unanime su questo pensiero. Il pensiero deve essere unanime, anche se la cronologia, il cronoprogramma non è effettivamente, come non lo sarà, nello stesso momento per tutti. Io spero che effettivamente anche su questo in Consiglio Comunale ci sia un'attenzione, la giusta attenzione su un argomento che è sentito. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Allora, io credo che questo non sia opportuno sottolineare, nel senso che non è che il Consiglio Comunale intero non sia unito su un progetto politico che riguarda il bilancio della fondazione. Allora, ognuno tira fuori il pezzettino, non è la convenzione di 1.000 euro, 2.000 euro che raggiunge l'obiettivo di cui faceva riferimento. Così come non è, noi abbiamo 1 milione in testa, speriamo di essere smentiti, ma penso di avere più informazioni di altri come del sindaco, anche sulle modalità di gestione, visto che ha creato fuori il problema dell'esponenziale. Però io vorrei parlare di formazione, voglio dire, in maniera completa, su un progetto politico, con anche, voglio dire, le finalità. Ho chiesto più volte, per esempio, il preventivo della fondazione, cosa che non è ancora stata votata, per esempio. È stato votato il 7 di luglio il consultivo, cosa che abbiamo chiesto che ci sono gli atti e non ci è stato risposto. Chiede la fondazione? No. Lei, signor Sindaco, ogni anno deve, per regolamento degli organi sovraordinati, deve portare in consiglio una relazione sull'andamento e se i membri del consiglio di amministrazione hanno attivato gli indirizzi dell'amministrazione comunale nel momento in cui sono stati indicati. Quindi io non lo chiedo al sindaco, e che ci dia la possibilità, perché dietro al bilancio preventivo io leggo l'attività e la prospettiva della fondazione, e se non c'è il bilancio preventivo vuol dire andiamo avanti a spot, una volta facciamo una cosa, una volta facciamo un'altra, e siamo
Quindi se c'è veramente una visione, si porti in commissione, ci ragioniamo sulla visione, sulla base di dati, sulla base di prospettive, dichiarando che magari un anno è il passaggio di cognizione, bene, e dico anche al consigliere Rodriguez, noi non è che vogliamo fare riferimento al passato, quando facciamo valutazioni sul passato è che ci serve per evitare che il passato si riproduca avanti e non possiamo nascondere se ci sono state delle difficoltà, perché la situazione dell'Istituto Santa Cecilia e della Fondazione oggi basta verificare il lavoro che sta facendo il nuovo Consiglio di amministrazione, insomma, per sapere, voglio dire, cosa hanno trovato, che problemi ci sono, che difficoltà ci sono, che clima c'era, che clima c'è, insomma, è inutile che noi, no, il passato è il passato, non è questo quello. Però voglio dire, se il Consiglio deve essere messo in condizioni di, in scienza e coscienza, ragionare su un progetto politico. E allora vuol dire, mi pare che noi lo condividiamo quando c'è una visione e c'è un progetto politico su cui impegni per il corso, dove l'amministrazione si impegna. Sul singolo, voglio dire, come visione, voglio dire, dalle informazioni che abbiamo noi, dai documenti che noi vediamo, c'è questa disponibilità, ma non c'è quella convinzione come il sindaco. Me la auguro e auspico e spero, perché questo è il plastico, tutte le cose che si possono fare nelle relazioni con la regione. Però non è il singolo, voglio dire, convenzioni, non sono d'accordo, non sono 1.000 euro, ci mancherebbe altro, non è il problema. Però io mi aspettavo, diremo in consiglio, le modalità e le impegni e qual è il percorso per far diventare patrimonio del Veneto, del portoghese e non solo patrimonio della Fondazione che ha questi anni. Perché voglio dire, non è che ci possiamo trovare di fronte che noi troviamo come ci siamo registrato le donazioni di privati poi non vengono utilizzate per le finalità con cui si erano insomma, se voi vogliamo non siamo in consiglio comunale, qua siamo in commissione, non dire questo, dai, no, che non è così. Ma se voi siamo in commissione ci confrontiamo. Bene. Io non dica qua. Insomma, abbiamo affrontato l'argomento tante volte, non è proprio così, sono stati spesi come è stato detto, appunto. Allora, credo che sia convinto solo lei, perché non c'è nessuno a Portoguaro che voglio dire, allora lo metta per iscritto e non mi scrivi e non mi dica che i soldi che io ho in bilanci, e anche i soldi che sono stati catturati, che sono sul piano delle perdite, e non mi dica, come sempre è stato detto, che l'intitolazione alla galleria è legata ai 300.000 euro, quindi prende per il giro noi e anche i cittadini. Non ho detto questo, ho detto che i soldi dati dai privati sono stati spesi come hanno voluto i privati, non ho detto che la galleria è stata spesa con i soldi della galleria. Qualcuno lo ha sempre detto. Io ho detto questo, quelli altri non lo so. Bene, allora vieni in commissione e ragioniamo con i bilanci, come quei soldi sono stati utilizzati, a fine ragioniamo sui consuntivi degli ultimi 3 anni e le dimostrerò, forse lei non c'era, nel passato, le dimostrerò che non è così, solo per trasparenza e per chiarezza, così come le dico che il coinvolgimento dei cittadini, forse lei non lo sa, ma è difficile, che ci sono gli amici della fondazione, associazione che ha lo scopo di raccogliere fondi da privati ed è in vigore, è attiva da 10 anni. Purtroppo i risultati non si ottengono come quelli che volevamo noi, quindi non dobbiamo fare retorica. Le ricordo che c'è anche gli amici della Campus, che è durata con i grandi donatori, dopodiché non ha avuto le gambe per camminare, e poter dire che altre fondazioni hanno costituito gli amici per più volte. È un percorso difficile, e allora diventa retorico se poi non si hanno le gambe, le persone e le attività che avvicinano i cittadini che ci credono che il contributo che danno è finalizzato a un progetto politico. Allora, ne discutiamo serenamente, io per carità, però non continuiamo a dire delle cose. Io ho solo fatto un pensiero dicendo che se avete approvato la convenzione, le prime 2 convenzioni che sono sempre le stesse, e poi non avete approvato, vi siete astenuti, c'è stato il motivo della non visione e della programmazione temporale. Io vi sto chiedendo di
pensarci, perché sulla questione temporale è ovvio che è difficile. Ho detto prima qual è la motivazione. Se c'era la visione, la prima convenzione approvata, non ci poteva non essere la seconda, tutto qua. Poi siete giustamente, cerco di convincervi, Assumiamo la responsabilità, però non possiamo continuare. Sì. Allora, faccio una considerazione, poi dentro avrà tutte le motivazioni perché altrimenti non avrebbe fatto. E io posso portare le altre motivazioni. Non si può dare la gestione a un teatro a arte. Questo è un altro tema. No, la visione e il ruolo della fondazione dentro c'era il teatro, la scuola di formazione, il Festival Internazionale di Musica. Quando io dico che bisogna avere una visione, evidentemente lei ha una visione diversa, Certo. diversa rispetto alla fondazione, rispetto alla sua fondazione, sì. eccetera. Quindi non si può meravigliare se noi ci differenziamo rispetto a. Però è un'altra questione, però per un anno, voglio dire, lei lo sa, il Comune di Portogallo è socio di Atrega, sempre lavorato, certo. Conosce vita, morte, miracoli, ha costruito, ha collaborato con Maserati a costruire il teatro. Cioè, se aveva intenzione di gestire il teatro, voglio dire, non aveva bisogno di chiudere o di firmare una convenzione di forma sperimentale, la convenzione della gestione del teatro per un anno. Allora, lei può immaginare che noi su questo ci ragioniamo? Sì. E ci vogliamo ragionare. Certo. Il costo, voglio dire, che il comune paga a Tevenga è 30.000 euro, se non ricordo male, se sono il teatro. Il differenziale di prima, io non ho gli elementi sufficienti perché non hanno mai fatto un bilancio separato come viene fatto una volta, lo aveva quantificato intorno a 60.000 euro, quindi se non ricordo male la cifra indicativamente. Ci sono 30.000 euro di differenza. E se io le potessi dimostrare che quei 30.000 euro potevano essere recuperati dalla fondazione attraverso un utilizzo diverso del teatro e la promozione diversa del teatro, forse non c'era tutta questa discussione su una gestione esterna del teatro stesso, perché è qualcuno evidentemente che voleva dimostrare che il festival non era così negativo, che la scuola di musica e tutto veniva trasferito dall'altra parte. Perché sfido chiunque rispetto a come veniva fatto i bilanci nel passato, separati teatro, festival, fondazione e scuola, lì si vedeva chiaramente quali erano, voglio dire, il deficit di bilancio e le varie attività e si poteva intervenire e ragionare prima di prendere delle decisioni che forse poi ci pentiremo di aver preso. Ma questa è la nostra volontà. Comunque, Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie di tutto, grazie. Cazzo. Caldo.